Parte Bizzocchino, la palla in passa alta, ha provato a sorprendere Di Paola, sgata sulla fascia, va col cross in mezzo, ottimale la palla scaricata da Velardi, poi Cerniglia raccoglie e calcia, poi calcio di punizione, cross in mezzo, battute della di rigore, la palla è raccolta solamente da un difensore di maglia rossa, ancora Frisella, va sul primo palo, la palla passa e sotto porta, ha salvato Perricone, ancora Frisella, la palla va dentro la di rigore, segna Tarantino di testa, la sblocca lui, 1-0 Castellammare a minuto 28 di gioco. Ancora la palla scaricata per Frisella che va profondo per lancio ottimale, va in area di rigore, va terza, ma ancora l'11, punta 1 contro 1, passa va, deve crossare, non ha più balchi, va dietro per Frisella, fuori, deviato il tiro, calcio d'angolo. Bizzocchino si gira bene su due uomini, poi gira largo per Cernignò, la palla non passa, arriva Bizzocchino che calcia di controbalzo, Di Paola a volare su questo calcio piazzato se mai dovesse passare, parte Alves, Silva in porta, Di Paola con una super parata, la tolta dall'incrocio dei pali, ma lì c'è Cerniglia che si coordina, va ancora in mezzo sul secondo palo, Bizzocchino in mezzo, Di Paola vale lancio profondo, anticipato da Musso, va, può andare, va, col tocco sotto, va! La palla rimane là, poi ancora va, lotta, scarica dietro, non c'è nessuno rimorchio. Da Musso che aveva profondo per va, che deve andare veloce con Perricone, che scarica le spalle, va veloce, va, stava il pallone, va, e calcio di rigore, e cartellino rosso per Chinesso, che ha steso va, e di Perricone. Punizione, parte Bizzocchino, ancora Di Paola, attento, poi arriva Di Matteo, va, scarica ancora con Tempesta, vuole andare da solo Tempesta, vuole calciare a giro, fuori, Colonello, trova Velardi, ancora Velardi palla a piede, vuole puntare, prova il tiro in porta, alto. Che vale il lancio profondo da Di Matteo che la aggancia splendidamente, poi va profondo da Tempesta nel rigore, Tempesta! La chiude lui questa gara, 2-0 Castellammare, segna il 15, è entrato benissimo, ha controllato la piazzata dell'angolino dove Marino non può arrivare, e 2-0 Castellammare. Ma molto del gol, l'ho fatto moltissimo Di Matteo con un controllo perfetto.